Picchiarono e torturarono 2 anziani pensionati durante una rapina nella loro abitazione a Piacenza d'Adige. I responsabili, 2 marocchini, sono stati condannati a 7 anni di carcere, l'accusa ne aveva chiesti 12. Tragedia ai Fontanazzi di Solagna, un subacqueo tedesco immerso nel primo pomeriggio per esplorare la grotta non è più riemerso, vigili del fuoco al lavoro per recuperare il giovane. Rapina oggi alla nave De Vero, malvivente tenta di fuggire ma viene raggiunto da un carabiniere in Borghese, arrestato un giovane marocchino, le spettacolari immagini dell'inseguimento. Ex Popolari Venete, le associazioni degli azionisti oggi in commissione parlamentare di inchiesta a Roma, il presidente Casini chiede l'elenco dei grandi debitori. Blitz dei centri sociali alla Miteni, vestiti con tute bianche, gli attivisti si sono seduti a terra impedendo l'ingresso di persone e mezzi nell'azienda ritenuta responsabile dell'inquinamento da FAS. 7 anni fa l'alluvione che devastò il Veneto, un anniversario che diventa occasione per fare il punto sui lavori realizzati perché un evento del genere non accada più. Facebook ha censurato l'immagine ritenuta sessualmente allusiva usata da Linea d'Ombra come simbolo della prossima mostra a Santa Caterina a Treviso, il bacio dello scultore Rodin, il curatore Goldin, assurdo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali che si apre con una pagina di cronaca. In primo piano la terribile rapina, ricorderete, avvenuta lo scorso 20 luglio, nel 20 luglio del 2016 a Piacenza d'Adige, nel Padovano. I malviventi erano entrati nell'abitazione di 2 anziani pensionati che erano stati torturati e picchiati. Ebbene, i responsabili sono stati condannati a 7 anni e 4 mesi e sono accusati del delitto. È una vergogna proprio, non mi aspettavo una cosa così per un tentato omicidio come è successo e quello che hanno fatto. Era presente in aula nel Tribunale di Rovigo a sentire la condanna a Rosina Fracasso, 7 anni e 4 mesi per i 2 marocchini che il 20 luglio 2016 erano entrati in casa sua durante la notte, torturando lei, 86 anni all'epoca, e il marito, 87, a caccia di denaro e gioielli. Dopo meno di 2 mesi i 2 furono arrestati dai carabinieri, un terzo è tuttora libero. La signora Rosina, quella notte terribile, fu colpita al volto con un cuscino e poi torturata con il ferro da stiro. Il marito picchiato e preso a schiaffi, efferati, brutali, senza alcuna pietà. Ma la signora Rosina li aveva riconosciuti e denunciati, nonostante un mese di ospedale e ferite nel corpo e nell'anima che non si rimargineranno. Oggi la grande delusione. Hanno già fatto 1 anno e mezzo, e dunque in 3 anni neanche sono fuori. E cosa dobbiamo aspettarci? O cosa si aspettano? Mi hanno promesso che se denunciavo tornano indietro vengono a sgozzarmi. Allora come la mettiamo? Lei in aula li ha guardati negli occhi, suo marito a casa non si dà pace. È rimasto male perché ha detto noi siamo noi gli arresti domiciliari, no loro, inferiate, allarmi con i carabinieri, porte di ferro, e che ormai la paura è troppa. Non dorme la notte Rosina, ma resta a casa sua e pensare che solo il giorno prima a uno dei 3 rapinatori aveva dato 10 euro. Io pensavo che davano meno 15-20 anni. Pensavo. I 2 intanto sono stata contenta che li ho voluto vedere in faccia, sia quello che è venuto il giorno prima in cerca di soldi perché ha detto che aveva fame e che ci ho dato 10 euro, e dopo la notte è venuto, la notte dopo è venuto e hanno fatto quello che hanno fatto. Tragedia nel pomeriggio alla Grotta dei Fontanazzi a Solagna nel Vicentino, a pochi mesi di distanza dal decesso di un speleo sub di 29 anni, un 30enne è morto, forse non era in possesso del brevetto. È rimasto bloccato a 18 metri di profondità, aveva già percorso dentro la grotta dei Fontanazzi 120 metri, superando il cunicolo dell'ingresso. Ma per cause che ancora non sono chiare, l'uomo, un tedesco di 30 anni, non è più riuscito a risalire. L'allarme è stato lanciato dal compagno che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai carabinieri, dando le indicazioni precise ai sommozzatori, con l'aiuto di una traduttrice, della via da seguire per recuperare il corpo dell'amico e dove trovare tutte le attrezzature del secondo gruppo che era con loro, sempre proveniente dalla Germania. Sarà
l'autopsia a chiarire le cause del decesso, spiegare che cosa è successo lì sotto. I due gruppi hanno iniziato l'immersione intorno alle 11, alle 15:30 la chiamata ai soccorsi. Secondo alcune indiscrezioni la coppia tedesca non sarebbe stata in possesso di brevetto. Insomma, potrebbero essere stati due turisti appassionati di immersioni. Un tema delicato questo, se si pensa che soltanto a pochi chilometri dai Fontanazzi alle grotte di Oliero per immergersi è necessario prima richiedere autorizzazione in comune. Il comune di Vastagna ha creato un percorso da fare dove uno comunque deve impegnarsi a rispettare delle regole, a sottoscrivere anche un documento. Qui, essendo libero, entrano tutti. Qui bisogna fare la stessa cosa il più presto possibile, perché è una risorsa comunque di spello subacqueo che vengono centinaia e migliaia da tutto il mondo. Sono grotte particolari, molto appetibili dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. A gennaio di quest'anno ai Fontanazzi ha perso la vita uno speleosub di 29 anni rimasto intrappolato. 5 giorni dopo ad Oliero un altro caso, ma quel giovane è stato salvato. Rapina alla nave De Vero di Marghera, allora vediamo le spettacolari immagini del folle inseguimento a piedi lungo i corridoi del centro commerciale. Le immagini del circuito di sorveglianza della nave De Vero mostrano la corsa a rotta di collo del rapinatore e del carabiniere in borghese che lo insegue. Poi i due scompaiono dall'inquadratura. Fuori campo l'arresto del 23enne marocchino, da sempre residente in Italia. Eccolo mentre viene portato via da altri militari, arrivati nel frattempo per prenderlo in consegna. Pochi minuti prima il giovane aveva provato a rubare indumenti dal negozio dell'OVS all'interno del centro commerciale, indossandoli sotto ai propri. Scoperto dagli agenti della sicurezza, li ha assaliti e buttati a terra. Poi si è data una pazza fuga per i corridoi della nave, abbattendo tutto ciò che si trovava sulla sua strada, compresa una povera signora di 52 anni, travolta e scaraventata a terra. Tra la folla era però presente un carabiniere fuori servizio della stazione di Milano, uscito a fare shopping con la famiglia. Senza esitare un istante si è messo all'inseguimento del delinquente, lo ha raggiunto e l'ha placcato da dietro arrestando la sua corsa tra gli applausi dei presenti. Poi ha chiamato i rinforzi. In pochi minuti è arrivata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mestre, che ha arrestato il malvivente per rapina e lo ha trasferito in una camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. Oggi alle 13 le associazioni che riuniscono i risparmiatori delle ex popolari venete in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, l'incontro con il presidente Pier Ferdinando Casini. Sentiamo com'è andata. Ci sono 300.000 ipoteche a rischio di esecuzione. Tenete presente che è un'apocalisse che può esplodere e coinvolgere tutta Italia e tutta Europa. È solo una delle conseguenze dei fallimenti delle banche venete raccontate oggi dai rappresentanti dei risparmiatori alla Commissione parlamentare riunita a Roma. Pomeriggio di audizioni con il presidente Pier Ferdinando Casini, che ha confermato la richiesta ai liquidatori di mandare l'elenco dei principali debitori inadempienti con indicazioni di nomi e importi. Imperativa da parte dei rappresentanti dei piccoli azionisti la richiesta ai parlamentari. La politica ora deve agire a livello parlamentare, deve capire e deve essere certificato che è stata una colossale truffa di massa. Primo passo per tentare di salvare tanti piccoli risparmiatori di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il compito della politica ora è individuare, capire quello che è successo, primo perché non succeda più, secondo queste vittime vanno risarcite. Associazioni che hanno chiesto di far luce anche sul comportamento delle due banche che dovevano salvare le venete, ovvero Unicredit e Banca Intesa, con quest'ultima che poi ha chiuso l'affare ad €1, senza peraltro accollarsi i crediti difficili. Le due banche che avrebbero dovuto garantire la ricapitalizzazione improvvisamente si sono ritirate e praticamente è saltato il banco, perché tutta l'operazione anche di trasformazione in quel momento ha perso quel po' di credibilità che già aveva. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato la legge che prevede il distacco del comune di Sappada dal Veneto e la sua aggregazione al Friuli Venezia Giulia. Dal momento che il Senato l'ha già approvata, la legge andrà in aula la prossima settimana per il sì definitivo. Contrari al momento del voto i deputati veneti del Partito Democratico Roger De Menec, Alessandro Naccarato e Simonetta Rubinato. La verità, è partita l'attacco Simonetta Rubinato, è che la Presidente del Friuli Venezia Giulia Serracchiani fa shopping con Sappada
Sappada, che è un comune turistico, mentre per gli altri si può attendere. Sappada è in Veneto e deve restare in Veneto, è stato il commento del governatore Luca Zaia. L'unica soluzione, ha poi aggiunto, è dare l'autonomia al Veneto, solo così risolveremo i problemi in modo generale e non parziale, interessato o peggio ancora strumentale. A Brescia al via il processo ai secessionisti del TANC, udienza subito sospesa su richiesta dei difensori che hanno obiettato sulla competenza territoriale del caso. Si è aperto questa mattina in tribunale a Brescia il processo a carico dei 48 secessionisti lombardo-veneti accusati di associazione sovversiva per aver organizzato l'occupazione, mai messa in atto, di piazza San Marco a Venezia a bordo di un tanco. Parte di loro venne arrestata nella primavera del 2014. A sostegno dei secessionisti, comparsi davanti alla Corte d'Assise, si sono radunati all'esterno del Palazzo di Giustizia una cinquantina di manifestanti, soprattutto veneti. Nella lista degli imputati il trevigiano Franco Rocchetta, già sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi, l'ex leader dei Forconi, Lucio Chiavegato, e Flavio Contin, uno dei protagonisti dell'occupazione del campanile di San Marco nel 1997. L'udienza è stata sospesa ancor prima di cominciare. I loro difensori hanno sollevato una questione di competenza territoriale, sostenendo che le accuse mosse si riferiscono a fatti avvenuti a Padova, dove venne costruito il tanco, e non a Brescia, dove si tenne invece solo una cena tra alcuni appartenenti al gruppo. La Corte d'Assise di Brescia si è ritirata per decidere. E appunto, dopo una Camera di Consiglio lunga 6 ore, la Corte d'Assise di Brescia ha stabilito che il processo cambierà sede e dovrà essere celebrato a Rovigo. Il processo è stato trasferito dunque in Veneto per una competenza territoriale, considerando che il tanco che avrebbe voluto utilizzare era stato realizzato in un capannone di Casale di Scodosia, come detto nel servizio, in provincia di Padova. Cambiamo argomento, inquinamento da FAS a Trissino, oggi dimostrazione dei centri sociali che hanno letteralmente bloccato l'ingresso dell'azienda Miteni. È iniziata con una manifestazione pacifica, la battaglia contro l'inquinamento da PFAS si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sollevato di peso gli attivisti dei centri sociali che questa mattina, vestiti di tuta bianca e sul volto maschere di animali a rischio estinzione, hanno bloccato l'ingresso della Miteni di Trissino. Un'ottantina di persone che hanno impedito l'accesso ai dipendenti e mezzi, chiedendo l'immediato sequestro dell'impianto ritenuto il principale responsabile dell'inquinamento della falda. Siamo qui oggi per difendere la nostra salute, per difendere la nostra vita, per difendere il nostro territorio. La loro una resistenza passiva, abbiamo visto, e oltre alla chiusura della Miteni, chiesto che la fabbrica si assuma l'intero onere della completa bonifica dei terreni e che i dipendenti dell'azienda di Trissino vengano salvaguardati e ricollocati nel processo di bonifica dell'impianto. Drammatico incidente stradale nel pomeriggio in centro a Verona. Uno scooter, dopo essere partito al semaforo, si è scontrato contro 2 sedicenni in sella alle loro biciclette. Il motociclista è caduto a terra ed è morto sul colpo. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati, per l'uomo non c'era più nulla da fare. La vittima era un dipendente comunale che lavorava nelle serre del municipio. Una volta presa la notizia, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche alcuni assessori comunali. Per i rilievi e la ricostruzione del sinistro, sul posto la polizia municipale. Ed ora andiamo a Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, dove il sindaco nega la cittadinanza ad una donna marocchina perché lei non conosce l'italiano. Vada a lezione e poi torni tra un mese, ha spiegato il sindaco. Si è presentato nel municipio di Santa Lucia di Piave chiedendo che anche alla moglie venisse riconosciuta la cittadinanza italiana, condizione che lui, di origine nordafricana e come la compagna, aveva già ottenuto un anno fa. Ma quando la donna è arrivata davanti al sindaco Riccardo Szumski non è stata in grado di leggere la formula prevista. Solamente che questa signora, non sapendo spiaccicare una parola di italiano e nemmeno capendolo e nemmeno il veneto,
e non era in condizioni, a mio giudizio, a giudizio anche del mio ufficio, di prestare giuramento con cognizione di causa. Non è possibile, a mio giudizio, e anche dell'ufficio, che uno che può ottenere la cittadinanza italiana non sappia spiaccicare né capire una parola di italiano e neanche di veneto. Il sindaco ha così invitato la donna a frequentare i corsi per stranieri organizzati nella biblioteca comunale. Vai a farti un corso, torna fra un mese e almeno sappi leggere la formula del giuramento. Parlare e capire la lingua italiana e magari anche quella veneta, secondo il sindaco di Santa Lucia, è condizione indispensabile verso il processo di integrazione. Chi viene a integrarsi è lui che si deve integrare, non il contrario, come qualcuno ci vuol far credere. Si integra conoscendo le leggi e lì c'è qualcuno che le suggerisce subito, ma anche imparando la lingua e anche vivendo con le modalità e il rispetto delle regole. 7 anni fa l'alluvione che devastò il Veneto, un anniversario che diventa però anche l'occasione per fare il punto sui lavori realizzati finora perché una catastrofe simile non si ripeta. Il nostro obiettivo è che una catastrofe come quella del 31 ottobre 2010 non debba ripetersi mai più. Così il presidente della regione Luca Zaia nel giorno del 7° anniversario della terribile alluvione che mise in ginocchio il Veneto, con 500.000 di sfollati e migliaia di attività economiche in ginocchio. La situazione da allora è cambiata e l'anniversario dell'alluvione diventa occasione per fare il punto degli interventi programmati e realizzati. In Veneto sono state avviate 325 opere, 280 delle quali completate per un importo complessivo di 230 milioni di euro, ma gli interventi effettuati a vari livelli, sia con la programmazione regionale che con fondi europei e nazionali, sono 650 per un importo di quasi 400 milioni di euro. L'obiettivo finale però è un piano complessivo composto da 681 opere per un costo totale di 2 miliardi e 607 milioni e mezzo di euro. Ed è questa una partita che verrà giocata anche al tavolo sull'autonomia del Veneto. L'intero valore del piano dal Paos infatti costituisce meno di un sesto dell'intero ammontare del residuo fiscale attivo, quasi 15 miliardi e mezzo di euro, che ogni anno parte per Roma con un biglietto di sola andata. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per tornare a parlare dello scontro che si fa sempre più acceso tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il sindaco di 2 Carrare Davide Moro. Al centro il progetto sul mega centro commerciale davanti al Castello del Cataio. Ho denunciato il sindaco di 2 Carrare, ovvero della sua sola Carrare, una, non 2, tale Davide Moro, per devastazione ambientale e abuso d'ufficio. Sul megacentro commerciale a qualche centinaio di metri dal Castello del Cataio prosegue lo scontro aperto tra Vittorio Sgarbi e il sindaco di 2 Carrare e Davide Moro. Contro il progetto il critico d'arte sta conducendo un'autentica crociata senza esclusione di colpi. Zucca vuota a te, capra a te, incapace a te. Abusivo, ti dico anche, sindaco abusivo. Il sindaco di 2 Carrare Davide Moro non si scompone all'annuncio del critico d'arte. Aspetto ancora quella di luglio e quindi in psichiatria si chiama coazione ripetere, è una patologia, si può anche curare. Moro annuncia contromosse in sede legale. Assolutamente sì, come richiestomi tra l'altro dai miei concittadini che si sentono offesi poiché mi sta accusando in qualità di sindaco e quindi di fatto sta dileggiando un paese, non una persona. La reazione di Sgarbi alla querela in arrivo da 2 Carrare è particolarmente vivace. Ma che c***o dici? Ma che c***o dici? Davide Moro! Zucca vuota! Nulla sei tu. Nel merito, Moro ribadisce di trovarsi in una situazione molto complessa. Lei personalmente lo vorrebbe il centro commerciale? Io ho già dichiarato no. L'ho dichiarato pubblicamente in tutte le salse, non è una decisione dell'amministrazione Moro, non l'avremmo mai preso una decisione del genere. Ci troviamo ad amministrare un problema. Il caso sta facendo il giro d'Italia. Facebook ha censurato l'immagine ritenuta sessualmente allusiva usata da Linea d'Ombra come simbolo della prossima mostra in programma nel Museo di Santa Caterina a Treviso. Stiamo parlando della scultura Il bacio di Auguste Rodin.
Sarebbe come dire che non posso pubblicare, non mi possono promuovere un post su Michelangelo perché magari metto una scultura nella quale si evidenziano delle nudità, quindi è veramente una cosa assurda assolutamente. Censura di Facebook al post con cui Linea d'Ombra, l'agenzia di Marco Goldin, ha promosso la prossima apertura delle prenotazioni per la mostra dedicata ad Augusto Rodin che si terrà al Museo di Santa Caterina a Treviso dal 24 febbraio. L'immagine utilizzata, secondo il social network, mostra eccessivamente il corpo, solo che non si parla di una foto qualunque. L'immagine, che è il Baccio di Rodin, una delle sculture più famose di tutti i tempi, avrebbe dei contenuti di natura sessuale allusivi. Ovviamente siamo in presenza di una definizione assolutamente assurda, perché questo significa equiparare una qualsiasi immagine di carattere allusivo, pornografico, diciamo come vogliamo, a un'opera d'arte straordinaria. Linea d'Ombra fa sapere che sempre Facebook, nella nota inviata agli autori del post, offre una soluzione consigliando all'utente di utilizzare contenuti che si concentrino sul prodotto o sul servizio, evitando allusioni di natura sessuale come risulterebbe essere la passione tra Paolo e Francesca narrata da Dante nell'Inferno. Siamo di fronte un po' all'ottusità di un grande occhio, di un grande orecchio, è come se ci fosse una specie di muro di gomma contro il quale rimbalzano queste cose, quindi dico soltanto che Facebook delle volte fa dei clamorosi errori, come in questo caso, e rifiuta di promuovere un'immagine che ha a che fare con la storia dell'arte a livello più alto. Inutile dire che Linea d'Ombra non cambierà l'immagine simbolo della mostra e anzi da questo episodio ha ricevuto un'involontaria pubblicità della mostra stessa. Dal punto di vista quasi della visibilità che questa cosa ci ha dato, probabilmente non avremmo potuto sperare di meglio da questo punto di vista, perché un po' tutti in Italia stanno parlando di questo fatto. Vi ricordiamo che Antenna 3 ha una nuova applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione, tutta Antenna 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta le nostre produzioni e i servizi di tutti i telegiornali. Basterà scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, scritto staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere file dei servizi TG o degli approfondimenti. Vi ricordate l'impresa compiuta da Marco Amoretti, che qualche mese fa arrivò a Venezia dalla Liguria via mare, ma a bordo della sua Maserati Biturbo? Bene, a quanto pare modificare la propria auto per ricavarne un mezzo anfibio non è un passatempo poi così tanto isolato. Guardate. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Sì, viaggiare, cantava Lucio Battisti, ma in macchina e sull'asfalto di una strada è troppo scontato. E improbabile oltretutto se abiti a Venezia dove le strade non ci sono. È così che questo signore ha pensato bene di modificare la propria Jeep in una barca per navigare tra le isole della Laguna Veneta e fare qualche puntatina a Chioggia o a Venezia, arrivandoci par mar, come si dice qui. Poi, appena le acque lasciano il posto alla terra, la Jeep torna ad essere auto. Il curioso video è apparso sulla pagina Facebook di Portisti Laguna Veneta. Protagonista, forse, un emulatore di Marco Amoretti, il ligure che arrivò a Venezia nel maggio scorso al timone della sua Maserati Biturbo, guadagnandosi i riflettori di tutto il mondo. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Non cambia la situazione, bel tempo anche in questa giornata. Vediamo insieme la previsione per il giorno di Ognissanti. Sul Veneto continua una moderata alta pressione con sole e bel tempo prevalente, un po' di nubi sparse qua e là e locali nebbie mattutine sulle pianure meridionali. Le temperature massime sono previste tra i 12 e i 16 gradi circa, valori minimi attesi tra 7 e 9 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà stabile e soleggiato ovunque, salvo una diffusa e parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra i 13 e i 15 gradi, valori minimi attesi tra 7 e 9 gradi circa.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qualche addensamento sui settori alpini di confine, bella giornata di sole altrove con cieli completamente sereni. Temperature massime previste tra i 16 e i 21 gradi, valori minimi attesi tra -1 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.